poveri, persone che vengono da paesi veramente poveri, ma ci guadagnano. Perché ci guadagnano? Ci guadagnano perché praticamente quest'anno sono arrivati più di 116.000 immigrati clandestini, ma dalla guerra quelli non scappano dalla guerra, il 2% di quelle persone scappa dalla guerra, non sono siriani o iracheni, ma sono personaggi, perché sappiate una cosa, che chi ha a cuore il proprio paese, la propria patria, lotta. Noi abbiamo l'Ucraina che è in guerra, abbiamo avuto gli ucraini qui in Italia che lavoravano, avevano un posto di lavoro, hanno preso e sono andati in Ucraina a difendere il proprio paese. È ora che voi finiate di pensare che chi viene qui in Italia è gente che scappa dalla guerra, è gente che purtroppo è riuscita a mettere via i soldi, io non vado a discutere cosa facevano di là, però gli hanno promesso di venire qui in Europa e di avere posti di lavoro, di avere la casa, di avere la possibilità, hanno già delle persone qui in Europa, delle famiglie che già ci abitano, quindi vengono richiamati, e hanno anche capito, degli extracomunitari, degli immigrati, che venendo qui in Italia hanno il diritto anche alla pensione, perché cosa succede? Che abbiamo delle persone immigrate che lavorano in Italia da 10 anni e stanno facendo il ricongiungimento familiare ad anziani che non conoscono l'Italia, non conoscono l'italiano, vengono qua 6 mesi, si beccano i 600 euro di minimo pensionistica e dopo ritornano al proprio paese perché ci vivono un anno con 600 euro, perché sappiate che con 35 dollari al mese una famiglia nei paesi come l'Africa, come l'India ci vivono, eccetera. Allora è ora di finirla, chiudete le televisioni, chiudete i conti correnti delle banche, uscite nelle piazze, partecipate a una lotta civile di tutti i cittadini. È ora che mandiamo via a calci in culo queste persone, perché noi abbiamo la possibilità di ricostruire il paese come i nostri padri. E sappiate una cosa, non è vero che non c'è un dopo, le leggi ci sono qui in Italia, non abbiamo le persone che le fanno rispettare, abbiamo le intelligenze, abbiamo le persone che purtroppo quando hanno le intelligenze riescono a far rispettare le leggi, però le mettono in condizione, come vi ricordate Fantozzi, che viene messo in sottoscala e tutto deve essere chiuso, dobbiamo avere le patate sugli occhi e non guardare, invece dobbiamo reagire. Vi sembra logico che famiglie di italiani con minori debbano vivere in strada, invece arrivino le persone immigrate clandestine e abbiano il diritto di avere alberghi a 3-4 stelle e anche protestino perché devono avere l'internet, devono avere i 5 euro per telefonare, ma questo, ragazzi, non ci siamo. Uniamoci e ribelliamoci in maniera civile. Ci sono due cose per riprenderci il paese, una cosa civile e costituzionale, seguiteci, a breve noi riandremo nelle piazze, entro i primi di ottobre ci troveremo nelle piazze e a breve andremo a fare un'assemblea costituente vera e propria come è stata nel 1946 con le intelligenze. O c'è un'altra cosa, ma quella cosa per il momento non la facciamo perché non siamo un popolo violento, e c'è quella cosa che è la rivoluzione tramite le armi. Questa non possiamo farla perché dobbiamo ricordarci che chi ci passa le armi dopo, quando noi avremo liberato il paese con le armi, ci soffocherà. E questo noi non vogliamo farlo, noi vogliamo assolutamente usare le leggi. Abbiamo, come Davide è stato colpito, ha colpito Sansone, praticamente Davide ha colpito Golia con un sasso, noi abbiamo quel sassolino che è l'articolo 50 della Costituzione, usiamo e noi metteremo da singoli individui senza simboli, praticamente metteremo in condizione che la classe politica e economica mondiale avrà paura della nostra dignità umana, di essere individui liberi senza avere capi alle spalle. Grazie dell'ascolto, ciao a tutti.